In onda Spazio Più. Buongiorno e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici di Radio Libertà. Sono Mimmo Magnetta, rappresentante del Più Professionisti e Imprenditori Uniti, e questo è lo Spazio Più del martedì pomeriggio, sempre da Radio Libertà. È quello spazio che da ormai più di 20 anni vi assilla con varie problematiche. Oggi, invece che parlare di problemi, vorremmo darvi qualche consiglio per risolverli. Assieme a me oggi ho un carissimo amico che già a diverse trasmissioni della radio appunto ha partecipato in passato e che oggi ho voluto ricoinvolgere con me, ed è Andrea Pagani, mitico ragazzo di Saronno, che ormai è diventato, ancora un po' è diventato vecchio rincoglionito anche lui come me, c'ha una certa età, insomma, va per sei sui 33, giusto ormai? 33. Eh. Ciao Mimmo, Ciao Andrea, piacere di allora, essere qui. grazie di aver accettato questo invito. Peccato che tu non sia potuto venire appunto di persona, perché qua abbiamo i mitici mezzi pubblici di Milano, ogni 2x3 c'hanno qualcosa. Oggi quali Sì. intoppo hai trovato sulla tua strada nella Ho metro? visto sulla gialla mi dava un toppo con, forse andava utilizzato un bus, non ho capito. Oggi mi trovavo solo del risparmio e alla fine, come linea più veloce per evitare di fare ritardi, ho optato per tornare a casa, che era la scelta più veloce, farla da distanza. Magari la Infatti, prossima volta ci vediamo, dai. sì, no, poi comunque, visto che tu trasmetti da Teams, ti vediamo proprio bello, tutto bello a arzillo, cioè nonostante gli intoppi dei mezzi pubblici milanesi, a te ti fa un baffo, insomma, sei qua tutto bello, tranquillo. E visto che sei stato tu che hai accennato al Salone del Risparmio, no? Ecco, Sì. oggi mi ha incrociato l'amministratore della radio, mi ha fatto: ma di che cosa parli oggi? Ma parliamo di soluzioni di quelli che sono i problemi della gente, ad amministrare le tante ricchezze che hanno, che non sanno più dove metterle, insomma, che qua ormai ci stanno soldi che ci escono dalle orecchie, no? No, non è così, ti vedo. Sì, no, dipende da situazione a situazione. Sul generico sì, diciamo sui numeri sì. Allora, voi dovete sapere che Andrea, appunto, io l'ho conosciuto che era giovanissimo, ripeto, ormai è diventato un uomo di 33 anni, affermato professionalmente. E il tuo lavoro qual è? Dillo un po' tu alle nostre ascoltatrici e ai Io nostri sono, ascoltatori. sono un consulente finanziario, iscritto all'albo e presto i miei servizi lavoro per una banca privata famosa del territorio, radicata da diversi anni. Ho capito. E tu cosa fai? Generalmente togli ai ricchi per dare ai poveri, fai diventare i poveri ricchi? Com'è? No, io- No, il mio compito è, io lavoro praticamente con tutti, ho diversi target di clientela, chiaramente facendo il consulente finanziario, lavoro per lo più con chi i risparmi li ha creati. Questo perché è uso e costume, ma non vuol dire che sia la cosa migliore, anzi l'ideale è iniziare a lavorare con chi il risparmio lo sta creando, perché poi appunto non ti trovi a dover decidere come gestirlo quando hai 40, 50, 60 anni, dove devi iniziare a strutturare un diverso tipo di pianificazione. Prima si inizia, meglio è. Addirittura per certe soluzioni l'ideale è iniziare quando si ha il codice fiscale, quindi nel primo anno di vita. Sembra paradossale, ma è così. Comunque sì, faccio consulente finanziario, il mio compito è aiutare le persone a gestire i risparmi e tutto quello che riguarda la sfera del patrimonio. Tu prima hai detto una cosa che mi ha colpito. Allora, è meglio cominciare appunto con chi il risparmio lo... hai dato una frase così, ma a me mi ha colpito, tant'è che manco riesco a ripetertela esattamente come hai detto. Cioè tu preferisci lavorare con chi comincia a lavorare da adesso, giusto? Non con chi appunto ha lavorato per una vita. E perché questo? Perché generalmente chi ha lavorato da una vita e c'ha accumulati un sacco di risparmi è sempre molto refrattario a fidarsi del prossimo, o
No, allora, non è che non mi piaccia, anzi, ovviamente come consulente lavorando con masse di liquidità, ovviamente è sempre meglio per noi lavorare con chi ha la massa più grande. Però dal punto di vista di educazione finanziaria e di pianificazione, l'ideale è iniziare a lavorare nelle prime fasi di vita, perché uno degli elementi più importanti in questo lavoro, in questo ambiente, è il tempo. Nel tempo si creano i patrimoni, si creano ricchezza e dà un sacco di possibilità. Mentre nel breve termine bisogna sempre stare lì a lavorare un po' sul risicato, a limare i dettagli, che per carità è una cosa che si fa, ma dà un risultato limitato. Per quanto ci si possa impegnare, il risultato è limitato. Se invece si inizia ad accumulare e investire quando si è giovani, quindi con il risparmio che ovviamente ci si può permettere, i risultati nel lungo periodo diventano molto più importanti. Andrea, Paradossalmente è meglio avere una cifra... Sì, scusami. ti devo bloccare perché abbiamo subito una telefonata. Evidentemente c'è qualcuno che sta guardando il video e ti ha visto così bello, ha detto se chiamiamo. Sentiamo un po' chi è. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi, telefono a Falò in provincia di Como. Buongiorno Magnetta. Ciao Giampaolo, prego. Saluto anche il consulente finanziario. Io volevo dire due cose. A parte Buongiorno. che io ho fatto consulente finanziario per parecchi anni per Finanze Futuro, Deutsche Bank, per Alleanze Assicurazioni e per Banca Ubi. Quindi diciamo che mastico abbastanza della materia, però appunto volevo collegarmi a un discorso sui giovani che faceva il consulente finanziario. Prego. Dicendo che i giovani, perché stavo pensando, io ho 57 anni, non sono più giovane, però stavo pensando a un discorso fatto da un politologo francese nel 2010. Lui ha scritto un libro, 10 giorni che sconvolgeranno il mondo. Se voi andate a leggere questo libro ex post, i 10 giorni che sconvolgeranno il mondo, parecchie cose le azzeccate perché parlava già di Gazprom, che doveva essere una grande potenza, parlava dell'approcciarsi in un conflitto a Taiwan, parlava del terrorismo nucleare, poi hanno tirato la bomba nel 2000, c'è stato lo scoppio da Beirut nel 2020, così via. Una cosa che non si è avverata, però che mi chiedo io anche perché, è che lui diceva che i giovani maschi bianchi si devono rivoltare in massa, che ci sarebbe stata una manifestazione in Francia di giovani maschi bianchi. Allora adesso io lo so che è una domanda un po' fuori luogo per il consulente, se vuole gli posso anche fare una domanda più mirata. No. Volevo... Prego. No, vai con la domanda. No, volevo solo dire che comunque i giovani, tutti a parole si dicono che si preoccupano dei giovani, in particolare questo libro, si parlava dei giovani maschi bianchi, il consulente diceva che fin da giovane bisogna iniziare a investire, bisogna iniziare a programmare per la previdenza, tutte queste cose. Però dei giovani a parole ce ne si occupano, infatti soprattutto dei giovani maschi bianchi ci si occupano molto poco. Grazie, buongiorno. Grazie Giampaolo, forse perché di maschi bianchi ce ne sono pochi. Se sto a sentire mia moglie dice che qua più andiamo avanti e più i maschi sono di colore che bianchi. Però vabbè, questa è una piccola cosa. Andrea, cosa gli rispondiamo al signor Giampaolo? Allora, è vero, in realtà è condivisibile la preoccupazione, comunque lo spunto. Sicuramente la tematica demografica è molto molto importante per l'Europa, ultimamente anche per una certa parte di Asia, in quanto ci sono vari elementi. Io parlo per quello che riguarda il mio mestiere, non tanto la politica, che non è direttamente questione professionale, poi ognuno ha le sue idee, per carità, poi ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda il mio lavoro, la tematica demografica è importante e crea a lungo periodo tutta una serie di risvolti che poi incidono su quello che sarà in futuro, diciamo, benessere finanziario delle persone. Ovviamente il risvolto demografico è importante da vari punti di vista ed è una delle principali leve macroeconomiche, se vogliamo, quindi un qualcosa di solido, di concreto, che ha un effetto nel lungo periodo. Basta vedere, per esempio, la cosiddetta piramide demografica, basta andare sul sito dell'INPS
e qualcosa si inizia già a vedere, che è un problema di previdenza a lungo periodo. Quindi la sostenibilità del sistema previdenziale italiano oggi è già in difficoltà, tra 20 anni sarà ancora più in difficoltà. E sì, il discorso di sostituzione per incamerare lavoratori a basso prezzo che pagano le pensioni, ad oggi è un po' più teoria che pratica. Poi domani cambierà, ad oggi facciamo i conti con quello che c'è. Quindi per quello che dicevo, iniziare a valutare di programmare dalla culla, perché da quel momento si può iniziare a pensare a previdenza. Sembra assurdo iniziare a programmare i 70 anni quando se ne ha uno, ma non è così assurdo. Ci sono tutta una serie di motivi, poi si possono approfondire in vari momenti, però sicuramente questa è una tematica molto importante. Per quanto riguarda poi gli investimenti sui giovani, sì, ne vengono fatti sull'istruzione così così. Il problema dell'istruzione è che forse in Italia è un po' carente di innovazioni, nel senso che il giovane italiano, io ho fatto tutte le scuole e l'università, non è tanto spinto a diventare magari un imprenditore, iniziare un'attività o iniziare un qualcosa che non sia un percorso già scritto all'interno di una società più o meno grossa, e appunto questo crea un problema di ricchezza a lungo periodo. Un altro è la tematica degli investimenti. L'Italia, per quanto stia cercando di recuperare terreno, per esempio sulle start-up, è ancora un fanalino di coda rispetto alle altre grandi nazioni, Francia, Germania e Inghilterra quando faceva parte della compagnia. Però appunto siamo un po' indietro da quel punto di vista. Un po' di iniziative ce ne sono state, si scontrano anche con quello che è il tessuto imprenditoriale italiano e il tessuto finanziario italiano. Ad oggi fare un mutuo ancora te lo danno, 2 mutui già diventa molto difficile e soprattutto non c'è per esempio un controllo sull'affidabilità creditizia come può esserci in America, dove ognuno, per quanto possa essere rivedibile per carità, ognuno il suo score, se uno è affidabile e riesce a far fruttare quei prestiti, continua a ottenerne. In Italia è molto più difficile, tutto ormai passa dagli uffici credito e quelli fanno un po' la contabilità, guardano in tasca, fanno 2 conti, sei dentro questo parametro bene, non sei dentro male. Una volta le banche erano avevano delle offerte molto più personalizzate, mettiamola così. Forse Tutto questo, se avevano vogliamo, più autonomia, forse una volta, perché io mi ricordo avevano molta più autonomia, qual- nel bene e nel male, perché questo ha portato anche delle situazioni non idilliache, però paradossalmente negli anni '80 in banca si potevano fare, uno entrava in banca, parlava col direttore di turno, ti conosco, non ti conosco, so che sei affidabile, andiamo avanti. Oggi può essere chi ti pare, ma tu passi dall'ufficio crediti e lì decidono senza conoscerti in base a quello che hai o non hai, o soprattutto quello che produci. Andrea È un po' più Pagani, rigido. il mio consulente finanziario preferito, ma una domanda. In Europa la situazione è simile o da nazione a nazione ci cambia? Perché io un po' di anni fa feci un figlio, chiesi un mutuo e lo ebbi nel giro di 3 giorni, trattai tutto a mezzo fax, no? La trattai appunto una banca francese. Oggi come oggi, la situazione che noi viviamo in Italia, appunto tu prima dicevi se chiedi un mutuo te lo danno, ne chiedi un secondo pure, il terzo ti attacca il tram. È così Anche al dappertutto, secondo. anche se ti attacchi al tram. Allora, in Europa, devo dire, non conosco la situazione di ogni singolo paese, alcuni, la maggior parte sono un po' più avanti e anche e soprattutto per velocità, perché in Italia un mutuo in 3 giorni io non l'ho mai visto. Poi ho clienti che lavorano con tutte le banche, la nostra e altre nella richiesta del mutuo, perché allora consideriamo che il mutuo non è uno strumento a valore aggiunto, nel senso tendenzialmente lo fai dove ti costa meno. Poi ognuno va anche abitudine, però il mutuo essendo quello è il tasso è quello, ti fai 2 conti e poi sì, 0, più, 0,% meno, ma vai dove ti conviene di più. Come tempistiche, se lo fai in 2 settimane, sei molto fortunato, un mese è lo standard. Io parlo dell'America perché ho visto molte più analisi rispetto agli americani e in America lo fai online. Da un po' sullo stesso sito che ti vende la casa la compri online, lo stesso sito che ti vende la casa ti fa anche il mutuo, quindi con 2 clic
quasi come compri un prodotto su Amazon, ti porti a casa la casa col mutuo. Fammi Qui fare, siamo ancora molto fammi fare un lontani. inciso, Andrea. Forse è per questo motivo che poi in America c'è stato quel bordello che c'è stato, appunto, perché avevano dato troppo e si sono ritrovati con un sacco di mosche in mano. Però il problema è che, appunto, Vero? qua i guai li fanno in America, poi chi ne paga le conseguenze è tutto il mondo. E questa è una piccola battuta Siamo noi. polemica su quelle che sono No, le ma è attualità. vero, perché poi questo crea degli eccessi e lì l'eccesso è stato. Allora, poi se uno guarda i vari film che hanno fatto in seguito, sembra che il problema sia l'avidità umana. Il problema sono stati anche i regolatori, perché controlli non ne hanno fatti. Ora, ovviamente la flessibilità e la libertà sono due cose, due valori fondamentali, ma se non c'è il controllo, poi torni sempre, cioè, Certo. alla fine torni sempre lì e prima o poi una crisi ne scoppierà ancora, perché non è che l'avidità è passata, c'è ancora. Quello che sto dicendo è, al netto che i controlli vanno fatti, perché in quel caso il rischio poi continuava a passare di mano in mano, veniva nascosto. Oggi è una situazione molto più controllata, almeno su quella tematica, però ovviamente se mancano i controlli si creano queste distorsioni. È anche vero che loro l'hanno recuperata molto molto bene e rimangono la prima economia al mondo. Poi è vero che hanno dei vantaggi dettati da altri motivi come il dollaro come valuta base nel mondo per gli scambi, tutta una serie di cose. Come i lingotti Rimangono d'oro che un'economia. c'hanno in deposito loro, i lingotti d'oro di mezzo mondo, ce l'hanno tutti quanti loro. Esatto. Quello è Quella ufficialmente non è ancora una leva, però tecnicamente sì, nel senso i lingotti da parte del Banca d'Italia mi sembra sia il 40%, una cifra particolarmente elevata. Leggevo oggi forse, il 43% nostro è nelle loro casse, ufficialmente nostro, in pratica, in teoria sì, però molti paesi si stanno portando indietro, noi no. I francesi hanno appena quasi, forse hanno chiuso i loro depositi di oro in America con una mossa molto intelligente, alla fine hanno venduto l'oro ai massimi e l'hanno ricomprato dopo poco tenendoselo in casa. Però lì stiamo parlando di politica, quello non ha un effetto vero sull'economia. Le leve sull'economia sono diverse. Torna d'Italia anche la produttività, gli stipendi sono bassi, abbiamo tutta una serie di menate, passami il termine, su cui dovremmo lavorare, ma se ne deve occupare prima il regolatore con leggi, anche se di leggi ne abbiamo tante, ma poi quello che deve passare è un'educazione per la popolazione. Siamo indietro, siamo tecnicamente degli analfabeti dal punto di vista dell'educazione finanziaria, dietro paesi africani, per dire. Quindi questo è un qualcosa da colmare perché l'ignoranza alla fine si paga ed è un problema per tutti. Ascolta, io sono molto ignorante in materia, allora ti pongo, io sono ormai un vecchio, ormai pensionato, ormai sono un sessantottenne, non pensavo manco di arrivarci a questa età qua. Ho un figlio, appunto, che ha poco più della tua età e vorrei appunto dargli delle indicazioni. Qua ogni tanto a questa trasmissione, in passato telefonava la Sciura Maria, diceva: "Ah, Sciur Mimmo, io c'ho mio nipote che sta cercando lavoro, che cosa potrebbe fare, cosa di qua, cosa di là, ma voi di Radio Padania Libera", perché all'epoca eravamo ancora Radio Padania Libera, "non avete nulla da indicare". Io già all'epoca come indicazione davo quella: fate aprire, cioè Sciura Maria faccia aprire a suo nipote una casa d'accoglienza, perché l'Italia prima era un paese che eccelleva in certe produzioni, noi eravamo primi nella produzione industriale, nelle macchine, a livello di tessuti, a livello alimentare. Alla fine, insomma, man mano le nostre eccellenze o ce le siamo venduti o se le sono fottute, perché poi il discorso è questo: tante nostre eccellenze da certi politicanti dell'epoca sono stati fatti arrivare ai minimi storici e venivano venduti ad amici di amici. Dopodiché appena gli amici degli amici li compravano, il giorno dopo ritornavano a valori eccezionali, no? Ecco, io già all'epoca, e sto parlando di più di 20 anni fa, consigliavo alla Sciura Maria, alle nonne di turno: se avete dei soldi che volete donare ai vostri nipotini, avviateli verso quella strada, cioè quella dell'accoglienza. Anche perché noi abbiamo avuto l'esempio di alcuni politici che in passato hanno venduto
le nostre quote latte in cambio di una maggiore partecipazione in quelle che erano la cooperazione internazionale, di quote maggiorate in quella che era la partecipazione a livello della cooperazione internazionale. No? Noi in Italia ci siamo venduti le quote latte che tanti allevatori hanno sacramentato dietro ogni volta che li incrociavo a Pontida soprattutto, e appunto mi dicevano qua, ma noi come facciamo a sopravvivere? Ecco, appunto, hanno fatto morire, sono state fatte morire le aziende che allevavano, cioè che producevano latte, per avere una maggiore percentuale nella cooperazione internazionale. Cioè si parlava già all'epoca, sto parlando appunto di 30 anni fa, se non anche di più, in cui appunto abbiamo preso, dato via le nostre eccellenze per prenderci fuffa, no? Praticamente. E, e poi appunto infatti poi dopo si paga perché appunto abbiamo avuto questo calo a livello appunto di produzione, abbiamo avuto questo calo, e sono sparite le nostre eccellenze, e che chiaramente è sparito il lavoro, no? Ecco appunto dicevo, le nonne che volevano appunto dare un'indicazione ai loro nipotini chiedevano a me che cosa fare. Io dicevo fateli aprire le case d'accoglienza in cui prendono e si danno loro accolgono loro i tanti minori senza famiglia che ci arrivano, che ci approdano ogni giorno in Italia, e noi accogliamo in Italia tanti minorenni che poi dobbiamo crescerceli noi fino alla maggiore età, fino ai 18, se non addirittura fino ai 21-22 anni. Quella è diventata un'altra industria che continua che produce reddito e continua a produrre, e ne continua a produrre ancora di più, anche perché noi siamo una terra appunto di sbarco, una terra fatta proprio per accogliere. Ecco, io questo consigliavo a queste nonne. Tu oggi, appunto, a questo vecchio rincoglionito che c'è di fronte, dall'altra parte del microfono, ti dice, chi è che ti sta chiedendo cosa gli posso consigliare io a mio figlio per garantirsi un futuro sereno, una vecchiaia serena, semmai riusciremo a fargliela raggiungere la vecchiaia serena, perché non abbiamo mai vissuto come più di oggi questo periodo di incertezze, di guerre che scoppiano ogni 2 per 3 da una parte e dall'altra. Dal tuo punto di vista professionale, cosa mi potresti consigliare? Tu appunto, Allora, sarebbe il caso di cominciare da giovani. Cosa sì, ma consigli tu? allora, sono tematiche diverse. Se uno mi chiede un consiglio di investimento è un conto e per il nipote si fa un qualcosa. Se dobbiamo pensare invece all'investimento lavorativo, beh, sicuramente, allora questo Ti chiedo anzi, sicuramente. sia uno che l'altro. Cominciamo con quello lavorativo, visto che appunto... Allora, quello lavorativo, se devo dire, allora, storicamente un investimento sicuro è l'istruzione. Quello tendenzialmente ha sempre aiutato. Stanno cambiando anche un po' i tempi, nel senso che con l'avvento dell'intelligenza artificiale, che è sempre più efficiente, e la crescita di queste intelligenze artificiali ad oggi è esponenziale, quindi quello che vediamo oggi sarà molto diverso da quello che vedremo tra 12 mesi, non si parla più neanche di anni, ma di 12 mesi, perché abbiamo iniziato con la tematica intelligenza artificiale a fine 22, siamo a neanche metà 26, quindi in 4 anni, 3 anni e mezzo, già riesce a sostituire certi lavori. Quindi sicuramente fare un qualcosa a grande valore aggiunto, oppure qualcosa che non può essere fatto dall'intelligenza artificiale, come per esempio i lavori classici, il muratore, l'elettricista, l'idraulico. Dove ad oggi, essendo pochi, avendo tanta parte di lavoro, quello è quasi un lavoro garantito. Poi anche lì, chiaramente, più sei specializzato, più sei bravo, più puoi andare a performare e avere reddito sempre più alto per la tua piccola, più o meno piccola azienda e procedere, perché ad oggi sulla produzione, cioè nel senso, il piccolo imprenditore che parte e vuole produrre si trova a scontrarsi con cinesi, vietnamiti e compagnia bella che hanno un costo di energia molto più basso, un costo degli stipendi ancora più basso, una infrastruttura che gli permette di crescere a dismisura e hanno dei prezzi che sono imbattibili. Quindi quello sicuramente è una tematica. Come dicevi sulle quote latte, quello è solo uno dei tanti elementi, ma quello che manca a questo paese ad oggi è la manifattura.
e continuerà a scendere sempre di più, E tu, perché e tu essendo come, noi basati... tu come consulente finanziario cosa puoi fare praticamente per queste, per chi avesse intenzione di cominciare un percorso del genere, per chi vuole fare il Magut o l'imbianchino o l'idraulico, che poi gli puoi fare avere i finanziamenti per avere gli attrezzi di lavoro, che No, quello non lo facciamo. Io Massimo lo consiglio, ma non è inerente alla mia attività. Mm. Io do anche consigli che non sono inerenti alla mia attività in modo specifico. Perché, per esempio, nella mia realtà, come banca privata, non facciamo credito al consumo. Noi facciamo tendenzialmente, essendo una banca privata, tendenzialmente lavoro con patrimoni grandi. Come dicevo, adesso ci stiamo specializzando anche sul risparmio in costruzione, quindi patrimoni che nascono, perché poi c'è anche tutta la tematica del passaggio generazionale sia a livello finanziario, quindi i risparmi di una vita che arrivano ai figli, oppure anche imprenditoriale. Quindi mi ricollego al discorso di prima, uno dei grossi problemi dell'Italia per cui stiamo perdendo aziende è anche il discorso del passaggio generazionale. Il vecchio che ha costruito l'azienda l'ha portata avanti fino ad oggi, magari a 80 anni, addirittura a volte anche a 90, sta lavorando ancora dentro l'azienda, ma non essendo eterno questo passaggio va fatto. Ora si era strutturato bene negli ultimi anni ed è riuscito a passarlo a un figlio in maniera tranquilla, perché magari sono vari eredi, però quello che la gestisce veramente è uno, allora l'attività continua, altrimenti questa attività viene o chiusa o venduta. E chi compra queste attività sono a volte i competitor, oppure tendenzialmente chi offre di più. E quelli che offrono di più, spesso e volentieri, sono fondi esteri. Arrivano quei soldi, ti liquidano la cosa, ti arrivano quei 5, 10, 20, 50 milioni di euro sul conto e poi quella famiglia vive, se è intelligente, con i risparmi per tutta la vita, per generazioni. Se non è intelligente, in 2 generazioni ha finito di giocare. Andrea, dobbiamo interromperci perché è la fine del primo tempo. Passiamo alla pubblicità e poi riprendiamo. Invito l'ascoltatore, se è ancora in linea, ad aspettare. Diamo la pubblicità. Pubblicità. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Rieccoci, siamo sempre nello spazio più di Radio Libertà e abbiamo, prima di ripassare la parola ad Andrea, abbiamo ancora un altro ascoltatore e ridiamo la parola all'ascoltatore. Buongiorno, prego, a te la parola. Sì, buongiorno, sento, sono ancora Giampaolo Bernasconi, disturbo? No, prego, vada Giampaolo. No, 2 cose velocissime, che parzialmente non mi ha risposto il signor Pagani, perché io mi aspettavo una risposta sulle quote rosa, sulla legge Mosca-Golfo. Mosca è la tizia del Partito Democratico che ha portato quelle quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende quotate, imponendo, mi sembra, almeno 1/3 di donne per il solo fatto di essere donne nelle aziende quotate. E mi aspettavo una risposta più così che non una cosa generica. Poi volevo chiedere al signor Pagani, pronto, mi sente? Sì, l'ascoltiamo, prego. Sì. Sì.
Ecco, io ho fatto un promotore finanziario, come stavo dicendo, quando si chiamava promotore finanziario con consulente finanziario dal 2004 al 2010 circa. E già avevo capito che l'Europa funzionava male, nel senso che mi ero accorto con la MiFID che era un onere imposto solo ai consulenti finanziari, cioè che nel settore finanziario c'è un'iperregolamentazione. Nel senso che se uno ad esempio va da un meccanico o da un dentista, non è che il meccanico o il dentista ti chiede tu cosa conosci degli strumenti meccanici o dell'odontoiatria. Mentre invece io quando mi sono messo a fare il consulente, a un certo punto hanno fatto questa MiFID che mi imponeva di chiedere al cliente, l'Europa me lo imponeva, di chiedere al cliente che cosa il cliente conosceva degli strumenti finanziari, perché dava per scontato che io truffavo il cliente. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava il signor Pagani di questa iperregolamentazione da parte dell'Europa che è spesso matrigna. Grazie, buongiorno. Grazie Giampaolo. Andrea, prego. Allora, sulle quote rosa si segue una politica generale, quindi non è che dipende tanto dal Ministero dell'Economia e Finanza o quant'altro. Quindi la tematica è andare verso una maggiore partecipazione femminile in tutto, e quindi così fanno. Quindi su quello non ho un grande commento da fare. Sulla tematica MiFID sono abbastanza d'accordo con il nostro ascoltatore. È stato un modo per mettere, idealmente questa regolamentazione MiFID doveva proteggere e tutelare i consumatori. Questo è stato vero in una minima parte, perché poi fatta la legge ha trovato un inganno, no? Soprattutto poi per l'Italia. Quindi in realtà più che tutelarli è un po' un modo per pararsi dal punto di vista di chi fa l'offerta dal punto di vista finanziario, perché ci vuole abbastanza poco per coprirsi per il grande. Per noi consulenti diventa una problematica perché, e in questo modo non aiuta neanche il risparmiatore, perché impone dei limiti particolarmente severi, si basa su questionari che in realtà sono vecchi, e questa è la mia opinione personale, e non funzionali, quindi non ho mai visto una vera tutela dal punto di vista della MiFID. La tutela sta nella professionalità della persona, nella trasparenza, quella è giusta, e nella professionalità. Però non è dandogli un rendiconto una volta all'anno nella casella di posta o nell'archivio documenti che vai veramente a aiutare le persone. Faccio un esempio, c'è uno strumento chiamato certificati che si è evoluto nel tempo, che oggi viene ancora considerato complesso, e quindi la maggior parte dei risparmiatori non può farlo se non in misura minima, appunto per la complessità di questo strumento. Però è complesso per il risparmiatore, non è complesso per il consulente, cioè non dovrebbe essere complesso per il consulente e per chi lo offre, e quindi il consulente dovrebbe avere la possibilità, in adeguatezza, di offrire tutte le soluzioni possibili e immaginabili per fare il bene del cliente. Questo non sempre è possibile perché ci sono dei vincoli, dei paletti della MiFID che lo bloccano. L'iniziativa magari alla base poteva essere buona appunto per tutelare, evitare i classici casi che ci sono stati da obbligazioni argentine vendute a tutti, casi eclatanti, oppure le piccole banche di provincia che vendevano senza dirlo ai clienti praticamente le loro stesse azioni non quotate o altre cose simpatiche che abbiamo visto con principalmente appunto queste banche più piccole. E in parte questa è tutelata, però come dicevo, fatta la legge, trovato l'imbroglio, e in realtà a mio avviso la tutela non è stata così efficiente, o quantomeno ad oggi rimane un vincolo piuttosto importante con cui lavorare. Dovrebbe essere rifatta un po', o comunque dovrebbero decidersi dove andare a parare. Poi ogni anno si ritorna sullo scontro, su come far pagare o meno le commissioni, ogni anno si torna all'assalto, ogni paese poi ha le sue. Anche a livello europeo non siamo molto unificati. La consulenza che si fa in Italia, in Spagna è simile, gli olandesi lavorano in un'altra maniera, i francesi sono un ibrido, i tedeschi sono un ibrido. Diciamo che sono anche situazioni molto diverse. Il risparmiatore europeo non è uguale in tutti i paesi. In Italia è diverso dalla Spagna ed è diverso dalla Germania, che è diverso dall'Olanda. E quindi ci sta anche che ci siano dei sistemi diversi. Siamo alla Spero di pari. aver risposto. Sì, siamo alla pari per quanto riguarda tutte le altre situazioni in cui noi italiani siamo sempre
i più sfigati in questo senso, perché certe tutele in Francia, in Spagna o in Germania ce l'hanno e noi invece no, o no, o sono il solito populista esagerato in questo caso qua. Andrea. Viso la miglior tutela non la fa il regolamentino che può essere girato come si vuole. Esempio, faccio un investimento, ho un prospetto di 5 pagine, voglio vedere chi si mette a leggere tutte le 5 pagine ogni volta, cioè diventa molto difficile. Se poi diventa in 50 è ancora più difficile. Chiaro che la banca di turno, rete, quello che si vuole, si tutela, mette davanti le mani, dice io le informazioni te lo date, ma questo anche per il mondo assicurativo e bisogna vedere poi chi va a leggerle. Sì, poi cercano di obbligarti a rendere più chiare, più corte, va bene, però poi da lì la differenza fra la professionalità e l'educazione del cliente. Se il cliente, il risparmiatore è educato e sa, riesce anche a tutelarsi rispetto a un'offerta non consona. È anche vero che c'è da dire che molte persone hanno un'offerta ampia al giorno d'oggi, ma non la sfruttano e quindi rimangono ancorati alla banca, cioè la banca di turno, la rete dei genitori, non si guardano attorno, non si fanno domande e non sono propensi a valutare alternative. Anche questo non li aiuta. E poi certo si lavora anche in un mondo di asimmetria informativa, dove una persona dall'altra parte sa le cose e il risparmiatore no. Però torniamo sempre lì, quando lo Stato deciderà fare educazione finanziaria come si deve, sarà un altro paio di maniche. Ad oggi vorrebbero farla fare forse già dalle medie o alle elementari nelle scuole. Il problema è che se il formatore è un insegnante che non è formata per passare questa educazione, il problema non l'ha risolto. Adesso forse vogliono fare entrare i consulenti finanziari nelle scuole in certi casi, con certi programmi, però siamo ancora abbastanza indietro. Però diciamo che anche lì qualche spiraglio si inizia a vedere. Negli altri paesi non so bene come funziona a livello di tutela, so più o meno come lavorano, però lì appunto il discorso secondo me è educativo. C'è chi sa e chi non sa, e chi non sa ovviamente non parte avvantaggiato. Che ne dici? Che ne pensi Andrea? Se noi qui da Radio Libertà, noi siamo sempre stati un attimino quelli un po' particolari, siamo sempre stati quelli che hanno anticipato le questioni. Se ci inventassimo noi un corso del genere, andrebbe di essere tu quello che lo porta avanti, il promotore, quello che lo porta avanti. Cominciamo a distribuire un po' di educazione finanziaria tramite l'etere. Che dici, ci stai? Sì, dai, disponibilità, cioè, volontà anche. Allora, cominciamo col dare i tuoi riferimenti, perché appunto se qualcuno guardando la trasmissione sui social ti vede che se gli piace la tua faccia, diamogli modo appunto di contattarti direttamente, anche perché sicuramente potrei dare degli aiuti, potrei dare dei chiarimenti, potrei evitare a tanti giovani imprenditori di prendere strade un poco più faticose o sbagliate anche. Dai un attimino i tuoi riferimenti. Allora, come numero di telefono, il mio telefono è 375 511 8838. Questo è il mio numero di lavoro professionale, basta scrivermi un WhatsApp e ci possiamo organizzare per una telefonata o una video call conoscitiva. Quindi quello è il sistema più comodo in assoluto. E allora Se no, come ripetilo più lentamente, perché ci stanno tanti vecchi rintronati come me che poi fanno fatica a scrivere. 375 511 8838. Allora, questo è il numero di Andrea Pagani, il mio consulente finanziario preferito dello spazio più da Radio Libertà. E gli vogliamo dare anche la mail? Allora, mail do quella privata, poi in caso ovviamente in secondo colloquio facciamo quella lavorativa per un discorso di privacy. Prego. Mia mail privata è andreapagani93@hotmail.it. Ok. Molto semplice. Sì, e praticamente ti sei già impegnato, io ho come testimone tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori di questa radio, e nonché la regista, la mitica Natalia, che se non ci fosse lei io sarei
impossibilitato di trasmettere qualsiasi cosa, no? E ce l'ho come testimone. Perciò tu ti impegni, ogni tanto facciamo queste trasmissioni dove tu dai appunto, Va bene. tu spargi sapere, perché il problema in effetti in Italia è la poca conoscenza delle varie situazioni. Tu prima, quando hai cominciato a spiegare le cose, hai fatto l'esempio dell'INPS. Io manco a farla apposta, stamattina ho acceso il televisore e mi è apparso fuori il presidente dell'INPS, mi sembra, dove appunto diceva che l'INPS dava un sacco di suggerimenti, di consigli, che non era solo un semplice dispensatore di danè ogni inizio del mese, ma dà anche un sacco di consigli. In pratica, se uno va sulle pagine dell'INPS trova un sacco di vantaggi. Io tutti 'sti vantaggi dall'INPS non sono mai riuscito a trovarli. Tu fa conto che io ho un fratello che è più piccolo di me di 16 anni. All'INPS non ero io che m'arrampicavo sugli specchi, non avrei mai saputo che, per esempio, mio fratello, essendo rimasto orfano in giovane età, aveva diritto ad avere la reversibilità della pensione fino al non solo fino al compimento del 18° anno d'età, ma addirittura se si iscriveva all'università la cosa poteva andare avanti fino a 26 anni. Io non ho trovato nessun Gesù Cristo all'interno dell'INPS che appunto m'ha saputo dare queste informazioni. A parte che all'INPS all'epoca qua a Milano c'era il palazzone dell'INPS in via Melchiorre Gioia, tu entravi dentro, c'era l'ufficio informazioni, c'era l'ufficetto dell'ufficio informazioni e sopra in grande c'era appunto scritto ufficio informazioni, sotto all'altezza di dove avrebbero dovuto esserci gli impiegati che davano informazioni c'era scritto: "Non chiedete informazioni". No. Cioè, l'Italia è anche questo insomma. Ripeto appunto, ecco, io penso che sia una questione appunto di molto, molto bella se appunto noi riuscissimo appunto a risvegliare qualche mezzo addormentato, oppure qualcuno che appunto è sempre stato troppo adagiato nella bambagia, e mo' si sveglia, appunto vuole cominciare a fare l'imprenditore, vuole cominciare appunto a spianarsi un attimino un percorso per il suo futuro, diventa difficile perché appunto manca la materia prima, mancano gli informatori, perché tu appunto hai detto dovrebbe esserci proprio un discorso anche di educazione scolastica, ma io vedo che nella scuola attuale ci sono anche professori di matematica che fanno fatica anche a insegnare la matematica. Pensa un po' insegnare vedo la regista che fa così. È vero, anche la regista Natalia concorda. Cioè, io ho avuto mia moglie che, ieri era lì che impazziva perché, fa ripetizioni a mia moglie è una che si dedica molto al sociale, si è messa a dare anche ripetizioni ai ragazzi delle medie o anche delle superiori e si è intoppata ieri in un problema matematico e non riusciva a risolverlo. Tu prima quando hai cominciato a parlare, hai parlato dell'intelligenza artificiale. Ecco, il ragazzino che era appunto, con mia moglie a fare che doveva appunto avere da mia moglie l'aiuto nella risoluzione del problema, si è rivolto all'intelligenza artificiale. La soluzione l'ha avuta, però l'intelligenza artificiale per esempio non ti spiega come. Se il ragazzino una volta che va a scuola il giorno dopo presenta il problema risolto, ma si trova una professoressa che gli dice: "Mi spieghi come hai fatto a risolverlo?" Lui non è capace, ma secondo me a monte ci sta il fatto che la professoressa di matematica non è stato capace di insegnare a questi ragazzi, come si risolvono i problemi o quali sono i meccanismi. Perciò appunto se noi riusciamo a dare questo servizio attraverso questa radio, penso che faremo qualche cosa di molto di buono e Si può organizzare dai, si può fare. Va bene, dai. Senti, hai qualche pillola di saggezza da consigliare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori? Prima appunto che passiamo passiamo il resto dello spazio alla nostra regista che ogni martedì, poverina, lei c'ha sempre da fare un sacco di lavoro. Allora io, sapendo i lavori che deve fare per preparare la trasmissione che segue dopo, gli lascio sempre qualche minuto in più. Dai, un'ultima pillola di saggezza, dai.
La saggezza per quello che riguarda il mio mestiere, il mio ambito, è sicuramente pianificare. Pianificare non vuol dire puntare sul lungo periodo e basta, ma vuol dire capire esattamente le esigenze che si hanno adesso e dove si vuole arrivare. Quindi iniziare a immaginare un futuro, altrimenti rimango una banderuola al vento e sono soggetto a quello che succede fuori. Quindi mi spaventa il blocco sullo stretto, mi spaventa il dazio di Trump, che non dico ovviamente che non sono cose che abbiano un impatto, perché ce l'hanno, ma se io devo pianificare il mio futuro da qui a 10, 15, 20, 30 anni, al netto dell'incertezza, devo un po' capire dove voglio arrivare. E quello fa tutta la differenza nel mondo. Nella pianificazione finanziaria, capire cosa e quanto può essere destinato a questo progetto a lungo periodo fa un'enorme differenza. Altra cosa è informarsi e affidarsi a un professionista qualificato. Anche lì ultimamente tanta informazione passa attraverso i social, soprattutto per i giovani, dove in effetti alcuni influencer, alcune pagine sono abbastanza seri, quindi danno informazioni con un senso, altri no, sono molto generici, cercano solamente di accalappiare i loro like, ma tra avere l'informazione o la tips e avere una consulenza dedicata sono due cose diverse. Anche perché poi un conto è saper investire o creare un portafoglio che ad oggi non è così difficile, un'altra cosa è tenerlo. Sono due cose nettamente diverse, entrano in campo tante cose, tra cui la psicologia e il comportamento e il carattere di ogni singola persona. Per quello anche serve una persona a cui affidarsi, come anche le tasse. Se uno deve fare la dichiarazione 730 e non ha niente oltre allo stipendio da dichiarare, se la fa anche da solo. Inizia a avere situazioni un po' particolari, forse è meglio affidarsi a un commercialista. Stessa cosa da noi. Se io ho un conto corrente e non mi serve nient'altro, posso farmelo da solo. Se ho già una situazione particolare, devo tutelare delle persone, oppure sto iniziando a investire capitali più o meno importanti per me e ho timore di quello che succede e tendo a preoccuparmi, allora è meglio affidarsi a un professionista. Ecco, questo professionista risponde al nome di Andrea Pagani e lo potete contattare sul suo cellulare al 375 511 8838 o se A no, disposizione. o se no, se siete stati lenti nello scrivere i numeri, potete chiamare qua in regia e vi facciamo avere tutti i vari riferimenti. O potete chiamare Mimmo Magnetta, io sono anni che do il mio cellulare a questa trasmissione, 339 11 70021. Chiamate quando non ci sono, quando non sono in trasmissione, io vi do tutti i riferimenti per contattare Andrea Pagani, che ripeto, a tutte voi e tutti voi è il mio consulente finanziario preferito, è una persona di fiducia, è un ragazzo serio che non pensavo che fosse così bravo anche, non pensavo, Grazie. io l'avevo conosciuto in situazioni più da scapigliato, invece è un tipo a modo, è un professionista serio, onesto e chiaramente sincero, perché poi quando si tratta di danari, no, poi succede questo, ci sono tanti furbacchioni che ti consigliano malamente, insomma, succede nella vita. Ecco, con Andrea Pagani questo rischio non lo correte. Grazie Andrea Pagani, ci risentiamo presto e ringrazio È un piacere. Grazie Andrea. Ringrazio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori della radio, statevi bene così e proseguite l'ascolto su Radio Libertà. Ciao.